Quando entri là dentro sei super agitato perché comunque è una cosa nuova, cioè non te l'aspetti. È sicuramente stata una bellissima esperienza, un grandissimo bagaglio da portare a casa, al di là del risultato. Diciamo che la prova pratica è andata bene, dai. Perché all'inizio non volevo proprio nemmeno partire perché mi sentivo tipo costretta a venire, però alla fine mi sono ricreduta. Vedo un paio agitati, ma comunque quando escono li vedo abbastanza tranquilli e felici, quindi si rilassano dopo che riescono a fare le prove. E diciamo che la tensione ovviamente c'era, soprattutto per la parte pratica. È stato un po' ansioso all'inizio, ma poi sono stati molto gentili tutti. Benissimo. Ho fatto tutte le prove pratiche. Sì? È andato tutto bene. Mi ha detto che sono stato bravo, soprattutto in sommelleria, che mi ha detto che è stato uno dei migliori di questa giornata. E tutte le altre 2 prove andate tutte bene. Sei convinto di aver vinto? No. Stiamo finendo il secondo giorno, continuiamo a correre e ci divertiamo anche. Sono 2 giorni che corriamo senza sosta. Si respira un po' di aria di tensione, però di tensione buona, ecco, vediamo l'emozione negli occhi dei ragazzi e sì, cerchiamo comunque di tranquillizzarli. In partenza? No, non ancora, solo preparazione per aver finito la prova pratica. Com'è andata? Bene. Questa gara nazionale è fantastica, cioè è ricca di entusiasmo, ho trovato colleghi di tutta Italia entusiasti di conoscere il nostro territorio, disponibili, aperti, accoglienti, come loro d'altronde hanno trovato accoglienti noi. I ragazzi sono carichi, sono emozionati, condividono le amicizie, i saperi e quindi c'è un clima veramente festoso e di gioia. Gran lavoro però tanta soddisfazione, quindi evviva tutte le gare nazionali!